Trieste ha fatto qualcosa? Noi abbiamo già una tabella. Noi abbiamo già una lapide, una tabella messa nel 98 che ricorda i docenti, non ricorda gli studenti perché l'archivio all'epoca non era ancora del tutto riordinato. Ora stiamo arrivando anche ai numeri e sono veramente elevati. Però quest'anno il nostro Ateneo, proprio in occasione dell'80° sta organizzando un viaggio ad Auschwitz per 45 studenti, con tutto un percorso di approfondimento del quale mi sto occupando anch'io. Beh, l'ha ricordato naturalmente, ha ricordato naturalmente l'iniziativa del Liceo Petrarca che ha dato vita a questa bellissima mostra, veramente un episodio molto significativo. Peraltro, se non sbaglio, nel gruppo di studiosi che diede vita al periodico, vi era anche il periodico razzista, vi era anche un Franco Savorgnan che insegnava, di cui non so quasi nulla, che insegnava a Trieste, ma era friulano, per cui possiamo condividere al 50%. Una responsabilità etnica della faccenda, un Franco Savorgnan che era, se non sbaglio, un demografo. Allora, visto che parliamo di Trieste, cade perfettamente l'intervento della professoressa Tullia Catalan dell'Università degli Studi di Trieste, che ci spiegherà il contesto in cui avviene questa comunicazione triestina delle leggi razziali, cioè Trieste e le leggi razziali. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte e grazie per questo invito che è stato graditissimo, proprio perché io penso che la memoria abbia anche un senso nel momento in cui ci troviamo proprio a riflettere, proprio 80 anni dopo. Allora, parto da un contesto generale, anche grazie a chi mi ha preceduto prima, nel senso che mi avete dato tutta una serie di elementi che mi permettono sostanzialmente di riprendere e di contestualizzare meglio il caso triestino. Innanzitutto vorrei immediatamente demolire davanti a voi il mito di Trieste città tollerante. Lo è fino alla seconda metà, fino all'inizio della seconda metà dell'Ottocento e poi diventa invece dalla fine dell'Ottocento e fino a questo periodo che stiamo analizzando ben oltre, un vero e proprio laboratorio di razzismi. Parlo al plurale perché proprio qui, poi ne parlerà il collega Bolt Clavian, si sviluppano contemporaneamente negli anni di fine Ottocento sia l'antisemitismo politico, e in questo Trieste si differenzia rispetto a quello che succede nella penisola italiana, ma Trieste è sotto l'impero asburgico all'epoca, ma anche l'antislavismo, destinati entrambi poi nel corso del fascismo ad andare avanti, a svilupparsi e proprio in questi anni, dal 38 al 45, ad intrecciarsi fortemente. Io mi fermerò però soltanto 38-39 oggi, però non bisogna ragionarci tenendoli sempre assieme, a mio avviso. La comunità ebraica di Trieste era una comunità estremamente diversa dalle altre italiane, perché era una comunità disomogenea dal punto di vista etnico al suo interno, era una comunità composta sia da ebrei di origine askenazita, cioè provenienti da tutta l'Europa dell'Est, dalla Germania, e da ebrei sefarditi, cioè di lingua e cultura italiana, ma non solo, anche spagnola, ma anche provenienti dalle aree del cosiddetto Levante, come veniva definito all'epoca, cioè l'ex impero ottomano. Ma era una comunità che era riuscita a trovare delle vie di dialogo e di integrazione. Non c'erano due comunità separate, ma questa comunità riusciva a convivere e questo funzionerà tranquillamente per tutto il periodo anche che andiamo ad analizzare. E dal punto di vista dell'adesione al fascismo è una comunità che possiamo definire tranquillamente fascistissima, sia nella sua leadership
E i numeri, vi do subito alcuni numeri: nel 1938 noi abbiamo circa 450 ebrei iscritti al PNF, di cui 12 sono antemarcia. La comunità ebraica di Trieste ha dato a sostegno, non proprio come comunità ovviamente, ma come singoli appartenenti, ha sostenuto finanziariamente anche la marcia su Roma. Ci sono esponenti importanti del fascismo anche nazionale, tra cui abbiamo un Piero Iacchia, che avrà poi tutta una storia particolare perché poi diventerà addirittura combattente in Spagna in difesa della Repubblica, ma nel primo periodo, proprio nel 1919, lo ritroviamo assieme a Mussolini tra i fondatori del fascio, e sarà poi presente anche a Trieste tra i primi fondatori, poi tra il 19 ed il 20. Abbiamo la figura di Enrico Paolo Salem, di origine ebraica, cioè era già, nasce e viene battezzato perché è di matrimonio misto. Trieste aveva il più alto numero di matrimoni misti in Italia nel momento in cui passa allo Stato italiano dopo la prima guerra mondiale, e Enrico Paolo Salem sarà il podestà che preparerà la visita di Mussolini a Trieste nel 1938 in tutti i suoi dettagli. L'archivio del comune di Trieste custodisce tutto ciò ed è stato magistralmente ricostruito in un bellissimo saggio di René Murle, in inglese però, sulla rivista Quest online, free access e così via, e si dimette alla fine di agosto del 1938, proprio è costretto sostanzialmente a dimettersi. Abbiamo la figura di senatori importanti come Teodoro Maier, proprietario del Piccolo, senatore del Regno, fascista pure lui, che sarà costretto poi a cedere la proprietà anche del più importante quotidiano locale a Rino Alessi. Quindi abbiamo una situazione di una comunità ebraica, da un lato, diciamo, quella che è la sua elite intellettuale ed economica, molto vicina al fascismo, se non direttamente coinvolta nel fascismo. Questo non deve stupirci però, perché la comunità ebraica era attivamente presente, soprattutto nella sua leadership, non nella sua base, questo va detto, non erano moltissimi, ma erano quelli più significativi, nel movimento irredentista che poi confluirà anche nel nazionalismo. E quindi, come ha scritto giustamente anche Anna Millo, c'è il travaso di questi naturale quasi all'interno di quello che sarà il PNF locale. Quindi la comunità va d'amore e d'accordo con il fascismo. Abbiamo donne ebree presenti nel fascio femminile, abbiamo tutta una serie di attività anche, diciamo, questa costruzione della nuova università che verrà poi fondata proprio nel 1938, abbiamo 8 docenti ebrei, poi tutta una serie di assistenti, e molti di questi fanno parte anche della milizia volontaria nazionale. E vi è però al contempo una profonda consapevolezza dell'antisemitismo, più che nel resto dell'Italia, perché Trieste alle sue spalle non ha, diciamo, soltanto l'antisemitismo di matrice cattolica, quindi l'antigiudaismo, ma anche l'antisemitismo politico, frutto dell'influenza che giungeva all'epoca dall'impero. Abbiamo quindi un movimento cristiano sociale importante, seppure non estremamente numeroso, ma molto agguerrito dal punto di vista della propaganda. E quindi già negli anni di fine secolo Trieste, gli ebrei triestini sono bombardati da una vergognosa propaganda antisemita con temi biologici. Gli ebrei vengono definiti parassiti, gli ebrei vengono definiti zecche e così via. Nella mostra che apriremo il 2 dicembre, adesso non è che voglio fare un po' di spot, ma in questo caso sì, come Museo Ebraico e Università di Trieste, è dedicata tutto al 38 Trieste, avrete modo di vedere molta documentazione inedita, perché abbiamo fatto un lavoro sono 2 anni che ci stiamo lavorando in prospettiva di questo anniversario, proprio per far vedere che c'è una continuità e che questa città purtroppo è una città un po' diversa rispetto ad altre città italiane, ma proprio per questo suo essere un in-between sostanzialmente.
nel bene e ahimè anche nel male. Quindi c'è una consapevolezza dell'antisemitismo anche grazie al Centro per l'Emigrazione Ebraica, che è presente a Trieste già dalla fine dell'Ottocento. Qui arrivano ebrei che scappano prima dalla Russia, dal pogrom, vengono accolti e quindi chi li aiuta della comunità sa perfettamente cosa sta succedendo. E poi avremo già dagli inizi, dal 1933, la città vede un flusso continuo di ebrei provenienti dalla Germania, poi naturalmente dal 1938 dall'Austria, ma vedrà ebrei da subito dagli anni 20 provenienti dalla Polonia, provenienti neocostituiti, insomma dalla Bulgaria, dalla Romania, tantissimi, che scapperanno perché esistono già delle misure, come sappiamo, che vengono messe immediatamente in azione. Un esempio per tutte, il cosiddetto numero chiuso nelle scuole e nelle università. Trieste ospiterà numero chiuso che fa parte del programma di Düring, che sono la corrente antisemita tedesca della Lega degli Antisemiti Tedeschi nel Reich guglielmino ancora, dove la proposta sulla quale si incontrano tutte le correnti antisemite è creare un tetto di presenza degli ebrei alle elementari. Questo a casa mia ricorda qualcosa che sta succedendo oggi, tirare un po'. Poi il contesto è diverso, ecco, come storici dobbiamo sempre guardare il contesto, però ci sono indubbiamente dei segnali. E quindi Trieste accoglie moltissimi studenti ebrei che provengono, per le quali l'università, che aveva soltanto 2 facoltà, quella di economia all'epoca e quella di giurisprudenza, se non sbaglio, prima del 1938, accoglie tutti questi studenti che provengono da Leopoli, provengono da Praga, provengono da Varsavia e così via, e molti si laureeranno qui per poi ritornarsene, quindi offre anche questo tipo di spazi. Però quindi significa anche entrare in contatto con... Ci sono tutte le tesi di laurea di queste persone, ancora custodite presso il nostro Ateneo. Però significa che la comunità entra in contatto con quello che significano anche primi segnali di discriminazione. Per questo sarà anche in parte un po' avvertita. I più avvertiti sono i sionisti. Ecco, quindi abbiamo anche una componente sionista che è maggiore rispetto a quella che noi ritroviamo nel resto dell'Italia. Abbiamo poi, nel momento in cui iniziano, diciamo, le prime mappature antisemite, che non sono del 1938, vengono fatte, come spiega bene Sarfatti, già dal 1937 e in alcuni casi ci sono delle indagini già dal 1936. Le primi settori che vengono presi in esame sono l'esercito e gli alti funzionari nell'amministrazione pubblica. Di questo hanno scritto Annalisa Capristo per quanto riguarda anche il mondo della cultura, tipo l'Accademia dei Lincei e così via. Vengono rifiutate, no? Di dare le cariche molto alte, le più alte proprio a degli ebrei. Ma poi giungeremo alle mappature che verranno fatte anche qui a Trieste, che ha un triste record. Siamo nel giugno del 1937 e il preside della provincia, l'avvocato Piero Pieri, invia 104 pagine al prefetto di Trieste, che verranno poi inviate a Roma, al gabinetto particolare del Duce, e in queste 104 pagine è un lungo elenco di ebrei presenti all'interno, diciamo, delle assicurazioni generali, di tutti i rami assicurativi, quindi RASP generali, presenti in tutte le ditte miste, le grandi imprese cittadine e presenti nelle libere professioni.
Quindi noi già nel giugno del 1937 avviene una mappatura molto dettagliata, nomi e cognomi, al punto tale che la comunità si preoccupa, scrive all'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane di Roma e lì c'è un lungo carteggio tra la comunità, cioè tra il centro dell'Unione e Trieste, per capire in effetti cosa sta succedendo, perché analoghe mappature non vengono fatte così esplicitamente da nessuna altra parte d'Italia. Quindi rimane un caso un po' unico. Al contempo sappiamo che c'è un controllo, cioè cominciano le segnalazioni delle attività culturali. Vengono prendono nota, siamo sempre nel 1937, di tutta l'attività culturale che ha come tema l'ebraismo. Quindi per esempio a Rossetti c'è la rappresentazione del D-Book, che è una nota opera teatrale ebraica, e allora la prefettura prende nota. Non l'aveva mai fatto prima, ma da questo momento inizia anche questo tipo di mappatura. Quindi questo ovviamente ci fa capire che c'è un disegno alla base e che basta leggersi giustamente, come ha fatto anche Michele Sarfatti fin dall'inizio, tutte le varie azioni di Mussolini in questa direzione, cioè nella direzione proprio anche della costruzione, no? Proprio di un nemico interno, per capire dove si sta andando. Quindi non è un colpo di coda, non è un inseguire Hitler, su questo siamo ormai tutti d'accordo, anche se la temperie del 1938 è una contestualizzazione europea che dobbiamo bene aver presente. Non è un caso che proprio l'anno chiave è un anno terribile, in cui ovunque, proprio in Romania, in Ungheria, già prima, cioè, abbiamo l'emanazione di leggi razziali, no? Quindi la storia comparata ci serve anche a cogliere questo quadro che sta pesantemente cambiando. Ed è evidente quindi che poi tutto il periodo, l'estate del 1938, è un'estate caldissima per questa nostra città. Vado subito sulla questione chiave, che è il censimento del 22 agosto del 1938. Il censimento che rileverà la presenza di oltre 6.000 ebrei a Trieste, di cui oltre 1.500 ebrei stranieri. E qui si apre anche una delle grandi questioni, che sarà molto collegata alla questione della cittadinanza. Trieste la comunità ebraica triestina subirà uno scossone fortissimo, sarà la città più colpita dalle leggi contro gli ebrei stranieri, adesso vi dirò perché. Ma nell'estate del 1938 il censimento, che viene portato avanti con zelo, oserei definirlo asburgico, dai funzionari, presenta addirittura una voce in più rispetto al censimento nazionale, ed è una voce in più che riguarda la nazionalità la cittadinanza, proprio riguarda la cittadinanza dei propri genitori. Quindi qua si tenta di capire da dove provengono. E questo è già stato rilevato proprio dagli studi proprio di Michele Sarfatti ed altri nel volume uscito l'anno scorso su Mussolini e gli ebrei, non nel volumone appena rieditato definitivamente, come dice Michele, ma vedremo. Ecco, non si sa mai. Ecco, ma il censimento del 22 agosto, mettendo anche in luce la presenza di tanti ebrei stranieri, e questo ci restituisce, abbiamo visto lavorando assieme al Liceo Petrarca, con cui abbiamo lavorato come dipartimento per questa mostra così discussa, del resto questa città deve sempre distinguersi per qualcosa, e se voi leggete i nomi di quei ragazzi, il 70% di questi ragazzi non sono di cittadinanza italiana. No? Per cui abbiamo tentato anche di seguirli, poi di capire, e non compaiono né nei registri di Anna Pizzuti sugli ebrei stranieri, né in quelli del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Poi lì ci siamo fermati perché era una mostra fatta da ragazzi, però bisognerebbe andare addirittura a Bad Arolsen, no? Gli archivi tedeschi, per capire che fine hanno fatto. Quindi per dire, si apre Pandora.